Milano aveva raggiunto, nella seconda metà del Cinquecento, un primato di livello europeo in tutti quei manufatti di carattere di lusso che il nuovo tipo di società richiedeva. Nelle stoffe tessute d'oro e d'argento, nelle guarnizioni e nei ricami, nella lavorazione dei metalli preziosi, del bronzo, del ferro e dell'acciaio, impiegati per oggetti di ornamento e da collezione. Tuttavia, sia il carattere di lusso della produzione artistica milanese che il suo sbocco prevalentemente d'esportazione, non bisogna infatti dimenticare che a Milano non era presente una corte, furono le cause della sua fragilità economica e del suo totale declino nel corso del Seicento, principalmente a causa delle politiche proibizionistiche messe in atto un po' in tutta Europa. Secondariamente, in quella stessa direzione spingeva anche la parola degli uomini di chiesa. Ad esempio, vi è un cenno esplicito nel memoriale di San Carlo Borromeo che indicava nel lusso la principale causa della rovina delle famiglie. Il decadere dell'artigianato milanese per le difficoltà prodotte da queste disposizioni, da questa mentalità, dal proibizionismo e dai dazi provocò l'esodo e la dispersione graduale delle maestranze che in parte cercarono una nuova sistemazione sul territorio. Fu poi il decreto dell'ultima sessione del Concilio di Trento del 3 e 4 dicembre del 1563, che aveva ribadito, rifacendosi alle dichiarazioni del Concilio di Nicea, la legittimità della venerazione delle sacre immagini contro la posizione protestante, a dare nuovo impulso al nuovo modo di vedere le cose. La funzione delle pitture e altre similitudini era indicata nella continua rimembranza degli articoli di nostra fede e nella testimonianza dei miracoli per promuovere l'imitazione dei santi ed eccitare la pietà. Precisandone le finalità, il Concilio aveva quindi dato nuovo impulso alle arti visuali come veicolo precipuo della comunicazione ai fedeli nella nuova direzione. Il Seicento lombardo, Electa, Palazzo Reale, Pinacoteca Ambrosiana, saggio introduttivo di Mina Gregori.